La differenziata da Agrigento va avanti, anche se i compattatori dell'indifferenziata sono pieni e la ditta non può scaricare in discarica perché satura e si aspetta dalla regione una proroga. Ma se entro una settimana, giovedì prossimo, è il giorno dell'indifferenziato, non verrà disposta la riapertura, sarà il caos, si soffocherà tra i rifiuti. Siamo fortunati, spiega l'assessore Ramonello Amel, possiamo tamponare il problema solo perché c'è la differenziata e a noi la discarica serve solo un giorno. Intanto questa mattina la ditta ha bonificato la discarica abusiva che era sorta poco vicino il Parco Icori e sono già partite 10 raccomandate che contengono 600 euro di multa per i rispettivi 10 incivili che adesso pagheranno. E nel caso in cui fossero evasori, spiega Amel, perché molti di queste persone non hanno mai pagato la Tari, verranno così rintracciati e dovranno pagare ben 5 anni di spazzatura arretrata. La lotta agli incivili non sarà semplice, le discariche abusive, precisa Amel, stiamo riuscendo a bonificarle senza costi aggiuntivi grazie al mio impegno e alla disponibilità della ditta, ma è ovvio che non si può continuare così. E una cosa che non può andare avanti è anche il modo in cui l'ospedale di Agrigento si è approcciato alla raccolta differenziata. Si erano messi in testa di non farla, sottolinea Amel. Noi gli forniremo altri 10 contenitori, ma se non inizieranno a differenziare, smaltiranno a loro spese e di certo non sulle tasche del comune di Agrigento. Controlleremo se nell'indifferenziato ci sarà plastica, vetro, cartone piuttosto che organico e prenderemo le dovute decisioni. E questo, prosegue Amel, vale anche per gli uffici dell'ASP. Un'altra battaglia, ma questa volta sono i cittadini a farla, riguarda il quartiere di Fontanelle dove viene depositata la frazione secca della raccolta. Seppur la spazzatura differenziata viene svuotata in container sigillati, gli abitanti del quartiere si lamentano per la puzza e gli insetti. Al momento l'area individuata è accanto alla chiesa, ma presto verrà spostata nella zona del campo sportivo di Fontanelle dove si allena l'Akragas, una soluzione che non piace. Addirittura dopo le proteste dei cittadini di Fontanelle per quanto riguarda quell'area di stoccaggio che era stata fatta nei dintorni della chiesa, adesso una nuova ordinanza sindacale che sposta quest'area di stoccaggio nel pieno del centro cittadino di Fontanelle. Siamo nella zona del campo di calcio, per intenderci. Ma anche qui, con quale metodo sono state effettuate queste scelte? Ma è possibile che non si riesce a trovare una parte di città dove andare a fare questo tipo di attività senza, diciamo così, arrecare danno ai cittadini, perché preoccupati anche loro di trovarsi sotto casa una discarica a cielo aperto? Dal canto suo Amel ha assicurato che provvederà a trovare un'altra area desertica che non dia fastidio a nessun abitante, ma intanto chiede un po' di pazienza. Riguardo ai problemi ereditati dal suo predecessore, invece precisa: sarei un miserabile nello scaricare le colpe altrove. Fontana ha avuto il merito di iniziare la differenziata perché i rifiuti all'estero costerebbero 10 milioni di euro. Sicuramente qualche problema da risolvere sulla differenziata c'è, conclude però Amel.